Ha ospitato per più di 100 anni il municipio di Mussolente. Ora questo edificio, datato 1912, sarà ristrutturato per diventare un polo museale, uno spazio per la comunità, una sorta di cabina di regia delle iniziative artistiche, teatrali, museali del territorio, con un occhio di attenzione anche al progetto MAB UNESCO sul Monte Grappa. L'idea nasce da una compartecipazione con le associazioni e con il Consiglio Comunale tutto, anche la minoranza, ma nasce soprattutto per ridare alla collettività un immobile del 1912 che ha sempre unito la comunità tutta del Comune Mussolente. Il progetto punta a preservare lo storico edificio, rinforzandone però la struttura anche attraverso la demolizione del piano di copertura costruito negli anni 60, che verrà completamente rifatto. Un edificio nuovo che avrà delle sale dinamiche, polifunzionali. Le sale al piano terra e al primo piano saranno proprio dedicate alle associazioni e agli artisti del territorio, e l'ultimo piano, che verrà completamente rifatto e rivisto, sarà una sala polifunzionale, una sala conferenze dove le associazioni potranno ritrovarsi, ma avrà anche una bellissima terrazza che guarderà direttamente verso la nostra Villa Piovene. L'intervento costerà poco più di 1 milione di euro e gode di un contributo europeo a fondo perduto di quasi la metà. La gara è già in corso e l'amministrazione del sindaco Montagnier conta di aggiudicare i lavori entro fine mese e di aprire i cantieri già entro l'estate.